gestione delle aree dismesse, non solo quelle militari, per noi è un problema. Dobbiamo affrontarlo con inventiva e nel nostro piccolo abbiamo sperimentato la permuta della cosa presente su un bene futuro. Io do la disponibilità di un terreno edificabile e ottengo alla fine della costruzione un'unità immobiliare o due. Abbiamo individuato una delle nostre caserme, una di queste aree dismesse, un'area di 7.800 m², è la caserma Fantina. È una zona di pregio perché è una zona soleggiata, con molte ore di sole, che in effetti è stato uno spreco che sia stata dedicata a una caserma. E con una gara pubblica, un avviso pubblico, abbiamo chiesto al mercato se c'era qualcuno interessato a aderire a questa iniziativa. La caserma è stata costruita fra gli anni 55 su più lotti fino al 60-62, insomma. Nel 62 era pienamente operativa con le strutture attualmente costruite. È passata nel comune nei primi anni 2000 e dopo lì sono entrato un po' nell'oblio. Pontebba, l'area dismesse, non solo militari, si parla quasi di 13 km². Il confine è caduto e quindi tutto si è spostato verso valle, la logistica ferroviaria si è spostata a Cervignano, come è noto. Noi avevamo uno scalo merci di 21 binari, è venuta a mancare tutta una serie di attività che erano legate al confine. Questo nell'arco di 10 anni, dai primi anni 90 con l'entrata dell'Austria in Unione Europea, via via fino al 2000. Forse la crisi ci ha dato una mano, insomma, perché non si era mai, si sperava sempre di affrontarla come comune questa cosa, come lo demolisco come comune, lo urbanizzo come comune, porto a compimento l'operazione come comune. Invece oggi il comune, per ovvi motivi, non ha queste disponibilità economiche, quindi deve aguzzare l'ingegno. Abbiamo pensato a questa iniziativa della permuta e abbiamo avuto la fortuna di trovare anche chi ha aderito all'iniziativa. È una ditta locale, è una ditta che si occupa di case biologiche, case a alto rendimento. Noi avevamo la necessità di questo perché abbiamo la necessità di avere dei lotti liberi per la costruzione di case a uso residenziale stanziale. Al momento siamo nella fase del percorso che porterà ai lavori, perché la ditta si farà carico di tutto. Noi consegniamo un'area che è militare sia di fatto che anche per le sue regole costruttive. Manterrà il nome, perché comunque parliamo di una caserma che era stata intitolata a un alpino che aveva una medaglia d'oro, tenente Fantina, e resterà lì il corpo di guardia con le sue sbarre, resterà la garrita esterna dove il soldato prestava il servizio di guardia, resterà una traccia di questo passato. Oggi dovremmo puntare sia sulla revocazione o recupero di quelli che sono i manufatti della prima guerra mondiale, ma dovremmo un po' interessarci alla terza, che sarebbe una peculiarità solo friulana. La terza guerra è quella fredda, quella che non ha mai visto sparare un colpo, però per il Friuli Venezia Giulia ha significato l'occupazione militare. Per Pontebba penso Casarsa, per dirne un'altra. Sono paesi all'interno dei paesi che erano stati costruiti per uno scopo che è venuto a mancare, tra l'altro anche in maniera abbastanza repentina, lasciandoci proprio spiazzati con migliaia di metri quadrati occupati per uno sforzo bellico che non è mai avvenuto. Per me, che abito vicino alla caserma, il tempo era regolato dalla sveglia, l'appello, il pranzo, il tempo era scandito dal trombettiere della caserma, che dava col silenzio o la sveglia i tempi che aveva la caserma. Il paese aveva i tempi della caserma.